Noi siamo zona bianca, solo che avendo cambiato le regole siamo zona bianca sulle carte, ma lo siamo di fatto ma non di diritto, ecco, dovremmo dire così. Lo siamo di fatto perché i parametri sono da zona bianca. Veneto in fascia bianca, bianca sulla carta. Oggi è ancora un'ipotesi, una prospettiva, una proiezione, ma per realizzarla bisognerà restare così fino al 7 giugno. Oggi la regione registra un R/T a 0,74 e un'incidenza di 44,9 malati per 100.000 abitanti. Ospedali riempiti al 9%, ben sotto il limite di rischio. Certo, ancora non è la festa della liberazione. Zaia invita i veneti a stringere i denti. Non abbiamo vinto nulla, se non quello che dobbiamo ancora stringere i denti, sapendo che siamo aiutati da una macchina della sanità del Veneto che funziona. Le vaccinazioni continuano a tambur battente, non è esclusa una redistribuzione delle dosi nelle varie ULSS. E poi c'è quel numero, il 10% dei sanitari non si è vaccinato, un dato nazionale in linea con quello veneto. Io dico che la vaccinazione è volontaria, dopodiché c'è stato questo decreto che verrà convertito per fine mese, che impone la vaccinazione con tutto un percorso. Intendiamoci, nel 10% nazionale e regionale c'è da dire che c'è una quota anche di chi non si può vaccinare, questo lo dobbiamo ricordare a tutela di chi non si può vaccinare. Dopodiché noi dobbiamo dire, un vaccino è un farmaco, non è che uno si alza al mattino e dice oggi mi faccio un vaccino, ma signori, vie di uscita alternative non ne abbiamo. E allora ognuno di noi ha portato il suo piccolo contributo, assumendosi una parte di rischio perché è un farmaco. Tutti noi stiamo facendo abbiamo fatto questa scelta poi per la difesa non solo di noi stessi, ma anche dell'immunità di gregge della comunità, e i risultati si stanno vedendo.